Faccio un attimo con voi. Leggiamo un attimo e poi dopo c'è un'altra foto. La città di Napoli al maestro Mario Trevi, in segno di grande affetto ed ammirazione per la sua fulgida, brillante carriera di autentico interprete dell'immenso patrimonio musicale della canzone napoletana e di profonda gratitudine per aver portato e tenuto alto il nome di Napoli in Europa e nel mondo intero. Sindaco Gaetano. Grazie a te. Facciamo venire anche tu. Grazie. Però non pensavo di arrivare a questa età ed avere questo grande contributo. Grazie veramente. Assolutamente meritato. Perché poi quando si parla a Napoli di Mario Trevi lo conoscono tutti quanti, è un'istituzione. Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano senza tenere coraggio di guardare. Fammi che Ben arrivato. Io sono contentissimo di averla conosciuta in persona e sono soddisfattissimo senza fare diciamo preferenze eccetera. mai preferenza. Prego. Sono contento veramente che voi avete accettato questa mia bella cosa che mi farò all'interno. Questo è il minimo. È uno dei Piccolo grandi video. di Napoli, quindi se non facciamo questa cosa, è una cosa molto bella della città. Sì, io ho fatto il mio lavoro l'ho fatto con passione, con entusiasmo, perché avevo 14 anni e già incominciato a fantasticare. E poi è stato come se fosse stato un sogno, un grande sogno, perché io ascoltavo il Festival di Napoli fino al 1958, 59 pure, che poi ebbe una canzone di successo e da quella canzone poi è nato tutto. E mai avrei pensato di stare in mezzo a questi grandi artisti come Sergio Bruni, Maria Paris, Gloria Cristiana, Aurelio Firri, Giacomo Rodelli. Cioè, per me era una cosa inarrivabile. Dicevo, ma quanto mai? Un bel giorno mi sono trovato in mezzo a questi qua. E poi la cosa più importante è stata per me che la casa discografica Durium, che era una delle grandi grosse industrie del disco, loro la ricordo, l'RC eccetera, mi dissero tu te la senti di cantare con Milva? E per me insomma un ragazzino che non aveva ancora 20 anni, che veniva dal paese, dalla provincia, insomma Perché lei da dove viene? io sono nato a Melito di Napoli. A Melito? Tra adesso Melito, sono Giuliano. provinciale, quindi io conosco il territorio. E allora vengo dal popolo. Per me è stato veramente tutto un sogno. Però poi mi svegliavo e dicevo, ma è vero, perché ti arrivavano i royalty, insomma, le serate importanti. Però le dico una cosa molto sincera, non mi sono mai messo sulla poltrona e dire io sono. Perché? Perché un giorno poi, incontrando Nino Taranto alla festa della sanità nei tempi passati, Pippo Baudo lo stava presentando, adesso in mezza folla di gente, e lo stava presentando, adesso verrà voi un grande comico, e Nino Taranto praticamente faceva la scaletta di legno con mano passata, lui con un piede sullo scalino e l'altro, e il pantalone faceva così. Io da giù lo guardavo e gli dissi, come da tu? Ma sta parlando di voi siete, vedete che sta dicendo Pippo Baudo, voi siete un grande artista,
Quelli mi rispose, Ricetta, ricordati una cosa, che se tu sai di essere un grande artista, non sarai mai un artista. Le devo dire la verità, io tra me e me disse, ma forse questo è venuto. Invece c'è una grande E verità. invece quando me la sono messa a fuoco, la città, ma queste carte, Una grande verità. Ricette, perché tutti i grandi artisti non sanno di essere artisti, perché se sanno di essere artisti non sono artisti. Finisce la Ma lui magia. si incazzava. Così, ma aveva ragione alla fine. E Non si rimette guardate, sempre e in guardate che è discussione. così, è così, Altrimenti tu appena sei arrivato sei morto. è così. Perché se tu sai di essere artista, incominci a montarti. Come si dice a Napoli, te ne vai in Te ne vai in casa casa, e state finisce, per dire. finisce il gioco, capito? Invece tu, se non ti monti la testa, vai cercando sempre di fare meglio, ma secondo me se facevo così facevo meglio. Io non ho mai fatto un disco e di essere stato ben contento, no? Ho detto, ma secondo me adesso l'hanno stampato, secondo me là io dovevo fare così invece di così. Sempre, sempre, sempre. È così, questo è nella vita di tutti quanti. Che uno si mette sempre in discussione. Sì. Appena arrivato. E io nella mia carriera ho avuto la fortuna, perché ci vuole anche la fortuna, attenzione, Assolutamente sì. la fortuna di aver cantato a coppia la stessa canzone con Johnny Dorelli, con Claudio Villa, insomma, con Robertino, con Gallo, con Fierro, con Rondina e con tutti quanti, Anche a New York. a New York, Feniglione New York. Questa è la cosa. Io ho fatto anche sempre, logicamente, è inutile che ci giriamo Dove? intorno. Al Madison? Se tu vai in Madison America, Square, Radio City. ancora oggi i grandi organizzatori fanno uno spettacolo però che è diviso in due lingue, quella italiana e quella napoletana, diciamo, che poi abbraccia anche la Puglia, la Sicilia e la Calabria, eccetera. E allora mettevano dei cantanti all'italiano, tipo Claudio Villa, Nilla Pizzi, Carla Boni, Gino Latilla, che le togliano, e poi mettevano i cantanti napoletani. E ho avuto sempre il piacere di stare insieme o a Claudio Villa o a Nilla Pizzi, eccetera. E andammo al Carnegie Hall di New York. Per me è stata sempre una fantasia. Dice, ma tu lo sai che domani sera stavo all'albergo Stanford a New York, alla 32esima strada di New York. Mi disse questo Mario Trantini, che era l'organizzatore, dice, ma tu lo sai che domani canterai a Carnegie Hall di New York? Dice, ma che stai dicendo? Ma stai scherzando? Certo, no, domani sera tu sei lì e canterai le canzoni napoletane, le tue canzoni napoletane. Dottor, io pensavo, c'è una bruttissima figura, chi si è arrivato di questa maniera, mannaggia la miseria, ma che era porta capuano? Ma vi dico, insomma, e poi logicamente, ecco, essendo poi fatto per esempio un conservatore, essendo fatte delle cose sempre con precisione e esattezza, mi chiedevano pure le canzoni classiche, giustamente, e io subito, facciamo. Ho avuto delle belle soddisfazioni, grazie a Dio, grazie sempre a Dio. Io poi sono contento che, diciamo, da persona tra i più giovani che sono stati eletti in questo consiglio, quindi una generazione che non ha vissuto evidentemente quegli anni, no, di cui ci stai parlando. Ho avuto piacere di proporre al sindaco che subito ha accettato questo attestato, perché in realtà noi dobbiamo ricucire le generazioni, non dobbiamo creare questo spaccato, no? Secondo me, diciamo. Le voglio raccontare un aneddoto proprio perché lui dice che adesso ti sei comprato la casa di... Sì, io, diciamo, la mia famiglia ha comprato qualche anno fa la casa che è di Salvatore Papaccio. Salvatore Papaccio, vedete un po'. Salvatore Papaccio, io ho avuto il grande piacere di conoscerlo come ho fatto questa canzone Si ce la Sama che vendette allora 500.000 copie di 78 giri, e da lì poi scaturisce tutto quanto, caspita, allora questo va bene, vediamo, poi ci fa questo, vediamo, e così è successo, come fanno anche adesso. E allora a un certo punto che cosa faccio io?
sto lì aspettando che qualcuno mi prendesse in considerazione, no? E non aveva ancora 20 anni, perché io sono del 41, stiamo nel 59. Mi manda a chiamare Furio Rendine. Chi è Furio Rendine? Il suocero di Papaccio, Salvatore Papaccio. Perché questo Furio Rendine si è sposato alla figlia di Papaccio. Mi mandano una persona e dice: guardi che il maestro Furio Rendine ti vuole parlare. E lui aveva un grande studio nella galleria. Comunque io andai da questi qua, vidi questo signore Papaccio, perché non era epoca mia, sembra una voce lui, ma sembra da tenore. Dice: guarda questo Papaccio, io in genere ho pensato di dare una canzone a te per il Festival di Napoli. Il Festival di Napoli, stavo parlando con Cissanda, la Ronna, dice: però, mi senti come la canta, però tu non devi dire che questa è una canzone Furio Rendine, perché lui già partecipa con un'altra canzone e non può partecipare con 2 brani. Comunque, lui suonava e Papaccio mi ascoltava. Furio Rendine che è stato un grande musicista, un grande canzonettiere, come diciamo noi, ha fatto delle canzoni a valanga di successo, ha fatto cantare tutta Napoli e anche il sud della nostra bella Italia. Questo ha detto: sì, ma io ti ho sentito, ma adesso lui ti deve dire, che era Papaccio, ti deve dire se tu puoi cantare questa canzone. E ti dice: Furio, danci la canzone che facciamo una bella figura. E ho partecipato al Festival di Napoli nel 1960 e non ero per partecipare perché ero minorenne. Io un bando diceva: tu hai 21 anni per partecipare. Comunque non lo so come è nato. E cantare che lui si chiamava Canzone all'antica. Sta tutto nel libro là. Comunque non mi posso lamentare della mia carriera. Certamente poi ci sono la vita privata che ti dà sorrisi, lacrimucce, eccetera. Però dammi positivo. Va bene. Bene. Questo è un riconoscimento della città. Lei gli conferisce al maestro Mario Trevi la medaglia della città con una motivazione, e non abbiamo fatto riferimento ai suoi 80 anni. Perché lei, come dire, No, perché io ho detto sempre che i miei 30 anni li ho messi nel cassetto, però ne ho 50. Grazie. magari la Sì, adesso la leggiamo. Faccio un attimo io con voi. Leggiamo un attimo e poi dopo c'è un'altra foto. La città di Napoli al maestro Mario Trevi, in segno di grande affetto ed ammirazione per la sua fulgida, brillante carriera di autentico interprete dell'immenso patrimonio musicale della canzone napoletana e di profonda gratitudine per aver portato e tenuto alto il nome di Napoli in Europa e nel mondo intero. Sindaco Vetanonazzi. Grazie a Grazie. Facciamo venire anche tu. Grazie. Grazie a Grazie veramente. Veramente un bel riconoscimento più che meritato. Grazie. Poi il grande contributo che porta la provincia alla città di Napoli, perché sia il sindaco Gaetano Manfredi che tu con i tuoi natali meritesi, anche io ho origini vesuvane, quindi Sì, noi la siamo, provincia veniamo un po' dalla arricchisce provincia, la grande quindi. città con i contributi di chi studia, di chi canta, di chi si esprime, perché a questo certo. portiamo tutto per l'alto nome di Napoli, quindi è un bel Comunque è contributo. inutile dirlo, io sono veramente onorato e forse non mi credete, commosso perché per i miei 80 anni ricevere una targa di questo genere, è vero che ho fatto quelli che ho fatto grazie a Dio, però non pensavo di arrivare a questa età ed avere questo grande contributo. Grazie veramente. Assolutamente meritato, Grazie. perché poi quando Grazie. si parla a Napoli di Mario Trevi lo conoscono tutti quanti, è un'istituzione, quindi veramente ci fa piacere. E poi per i suoi 50 anni. Va bene.
Vabbè, forse 60. Si dice per scherzare, per prendere in giro diciamo la malinconia. Bene così. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Veramente. Grazie molto, grazie assai. Ci vediamo, poi avremo occasione di vedere. Grazie. Buona giornata. E indifferentemente io perdo a te.